Tre giovani nobili, rampolli inglesi laureati ad Oxford, chiedono ai loro genitori di intraprendere il viaggio culturale verso l'Italia, il Grand Tour. Lasciateci partire per visitare. E oltretutto studiare le bellezze d'Italia. C'è Oriente qui? Ma guardate questo pittore, io voglio un quadro assolutamente. Vigni, vi mostro i quadri che ho fatto. Sono tutti in bottega, ze quadrio. Improvvisamente mi ritrovo nascosto dietro un cassonetto, lontano dall'occhio di quei 4 ragazzi che da mesi mi tormentano. Esattamente cosa ho fatto per subire tutto ciò? Mi sento come Falcone e Borsellino, che erano costretti a camminare per le strade con una scorta per il timore di essere vittime di un attentato. E poi sappiamo ciò che è accaduto. Boom! Corpo, che per me puoi essere gabbia, mi susciti spesso rabbia, rifiuto. Corpo sovente maltrattato, abusato, violentato. Corpo per il troppo lavoro, chino e curvo. Guardato allo specchio, con sguardo torvo, io vi aspetto e vi guardo da questa dimensione, attendendo, con fiducia, il momento di una nostra futura riunione.